La rassegna stampa. No, falla vedere per bene questa foto, perché merita, perché merita. Guarda che non sono cambiato poi così tanto, sono sempre io, cioè, pelato, non sono mai cresciuti i capelli, eh. Guarda se non sono bello in questa immagine, eh. Me la sono fatta anch'io, sul sito padroniacasanostra.com, la promozione per la manifestazione di questo sabato 18 aprile alle 15 in Piazza Duomo. Sono bellissimo, mi piaccio, mi amo, ma soprattutto ho fatto incazzare un fracco di gente, ragazzi miei, perché l'ho spammata un po' su vari siti, eccetera. Oh, me ne hanno dette di tutti i colori. La Lega fa ancora paura, e che paura che fa la Lega. Mi piace, mi piace, signori. Fatelo anche voi, eh. Voi che verrete questo sabato a Milano, voi che non verrete questo sabato a Milano perché non riuscite, perché siete malati, siete vecchi, anziani e ascolterete la diretta su Radio Libertà, andate sul sito padroniacasanostra.com, prendete una vostra bella fotografia e ci fate la vignetta poi da condividere sui social. Nel mio caso ci ho scritto: in piazza perché voglio la Lombardia autonoma. E il faccione pelatone di Sammy Varin con ditino a monitore e occhiali verdi, roba Lega, mi pare Lega Marche, me li avevano forniti loro, ne avevamo venduti non so quanti a Pontida, sono ritornati di moda, chissà perché, Buongiorno, buongiorno Francesco, buongiorno, clicca, condividi, mi raccomandi, funziona tutto, no? Come al solito, ragazzi, ma questa è l'unica radio che fa miracoli. Cioè noi i registi li paghiamo il doppio e il triplo rispetto allo stipendio che meriterebbero per questo, perché riescono a far funzionare le cose che non funzionano, eh? Voi ascoltatori siete quelli, certo, che avete questo compito arduo di sostenere la vostra Radio Libertà, o meglio di sostenere la vostra libertà, dandoci una mano attraverso il conto corrente postale 37671294 o attraverso il sito radiolibertà.net e cliccando in alto a destra dona ora e aiutandoci con i vostri 5 euro, non dico quotidiani, ci mancherebbe, ma almeno una volta ogni tanto. Grazie, da Sammy Varin, pronto e allerta anche quest'oggi per condurre quella che è una riunione di amici, e non solo amici, anche i meno amici si sintonizzano qui per sentire notizie diverse, ma soprattutto per tastare il polso degli italiani, visto che questa è una trasmissione che prevede la vostra presenza anche fisica. Se mi venite a trovare negli studi di Milano in via Bellerio 41 è nessun problema, ma la presenza più semplice è quella del vostro WhatsApp. Certo, inviate il vostro pensiero al 340 6709 659 e io ve lo leggo. Partiamo dal Corriere. Siamo sul sito elettronico del Corriere, l'avete capito, la notizia del giorno, della notte e del giorno arriva dall'Ungheria. Facciamocela vedere sta notizia, Francesco, facciamoli vedere che ha vinto Magyar con la Y, Ungheria, l'era urbana al capolinea dopo 16 anni, trionfa Magyar che ottiene la super maggioranza. Abbiamo scritto la storia e Meloni si congratula. Il paese al voto, cade il leader sovranista Viktor Orbán da 16 anni al governo, affluenza record al 78%, lo sfidante grazie Ungheria. E qualcuno che aveva anche pensiero dicendo ecco annulleranno le elezioni eccetera, non è successo assolutamente niente, quindi non è che Orbán fosse quel tipo particolarmente pericoloso eccetera. Sul sito del Corriere, ma anche sul cartaceo del Corriere, di tutti i quotidiani, grande festa soprattutto del centro-sinistra, perché in Ungheria
ha vinto il centrodestra. Sì, i comunisti sono, mi pare, all'1% o giù di lì. Vabbè, vediamo Repubblica. Il crollo di Orbán, Magyar vince a valanga, abbiamo liberato l'Ungheria. Zelensky, successo schiacciante. E solo che è contento Zelensky, diciamo che c'è da preoccuparsi. Sono già arrivati WhatsApp durante la notte, perché noi abbiamo degli ascoltatori che non dormono. Io mi chiedo veramente come facciate, ma sono onorato di avere ascoltatori come voi. Uno di questi è Max Ferrari, che molti di voi conoscono perché è stato anche direttore di Telepadania un po' di anni fa, che la mette giù pesante, ma neanche poi tanto. Sembra perso, disastroso per l'Europa dei popoli. Nessuno più fermerà Bruxelles, che ha dimostrato di avere sviluppato un sistema di disinformazione, censura e controllo potentissimo, se è vero, come hanno scritto, che Orbán era sostenuto da USA, Russia, Cina, Israele. Eppure la disinformazione e le manovre di Bruxelles sono state più insidiose e potenti. Guarda che interessante quello che ci scrive Max Ferrari, cioè che l'Europa in qualche modo riesce a cambiare il pensiero, anche in questo caso dell'Ungheria, che comunque ha votato centrodestra, e ci chiediamo tutti che cosa potrebbe cambiare nell'Ungheria, che era forse l'unica voce non ostile, ma comunque contraria a una certa Europa, pur facendone parte. E qui naturalmente voglio voi ascoltatori, già a quest'ora del mattino, quest'ora il cervello funziona bene, ragazzi, il nostro alla grande, ci guardiamo negli occhi, Francesco, datemi da fare, 3406709 non faccia facce lei, non faccia facce, e soprattutto, ragazzi miei, teniamoci forti, perché questa perdita che abbiamo avuto, e quindi l'Ungheria, dove ha vinto il partito sostenuto dalla Schlein, che fa ridere, te l'ho detto, perché comunque un partito di centrodestra, avrà ripercussioni anche qua in Italia. Sì, perché la Lega questo sabato ha organizzato la manifestazione dei sovranisti a Milano. Bada ben, che cosa diranno adesso, visto che Orbán era uno degli invitati e c'è qualche giornale che comincia a scrivere Salvini ci sta ripensando a invitare Orbán, perché cioè la frasettina al Fatto Quotidiano non gli è ancora venuta in mente, glielo posso suggerire io il titolo se vuole, la frasettina è "E la Lega invita il trombato". Ok, l'ho detto io prima che il Fatto Quotidiano sparasse cazzate, va bene? E insomma sarebbe un titolo alquanto scomodo, ma ci metto il punto di domanda, perché signori, io sono il giornalista Sammy Varin che fa da una parte il giornalista e quindi un po' la spina al fianco anche di questo governo, perché siamo qui anche per criticare, il giornalista deve criticare. Dall'altra parte devo tirare le fila per dire: l'unica manifestazione dove si può alzare la testa, dove si può portare in piazza quello che stiamo facendo bene come governo, ma soprattutto quello che bisogna ancora fare, quello dove stiamo sbagliando, quello dove c'è bisogno di cambiare, l'unica manifestazione è quella di questo sabato alle ore 15 in Piazza Duomo a Milano. Vedete voi, se ancora non avete prenotato il pullman andando a cercare la sezione della Lega a voi più vicina o andando sul sito legaonline.it, ragazzi, volete stare lì a guardare? Io a guardare non ci sto. Ditemi un po' voi che fare. Vado sul Corriere, dai, cominciamo dal Corriere quest'oggi, mi sembra giusto, anche perché è quello che ha più soldi e mette più roba al fuoco, facendo un riassunto di tutte le principali notizie del giorno, e ce ne sono certamente. Oh, che strano, il computer di Boldo mi sbatte fuori anche dal sito del Corriere, ma è interessante questa cosa, perché di solito perché non è abbastanza
comunista il Corriere, no? E quindi mi segnala Sammy Varin, dove passare al manifesto. Non c'è lunedì manifesto. Va bene. Santa polenta, oh. Falliti i negoziati, Trump, Hormuz, ora blocco navale. Allora, questa è la prima notizia, secondo me, perché dici, com'è che è la storia della padella, dalla padella alla brace? Cioè, adesso chiudiamo tutto. Dici, prima c'era soltanto l'Iran che ha minato lo stretto di Hormuz e quindi potevano passare solo determinate navi, quelle che pagavano o quelle amici del nemico. E adesso arriva Trump e dice, basta, allora non gioco più, fermiamo tutto. Che non è male, come chi se l'aspetta? Voi ve l'aspettavate una roba del genere? No! Falliti i negoziati, Trump dice Hormuz ora blocco navale. L'Iran, se combattete noi combatteremo. Altra frase carina. Dopo il fallimento dei colloqui di pace in Medio Oriente, Trump ordina il blocco navale di Hormuz. Con Londra e altri invieremo i dragamine. La minaccia dei Pasdaran, nemici attenti al vortice mondiale. Insomma, potrebbe succedere un casino in questo stretto di Hormuz. Parallelamente, sempre sul paginone iniziale del cartaceo del Corriere, parla Descalzi, gas russo, fermare il prossimo stop. Oggi c'è Descalzi su qualunque giornale che dice, oh, non è che dobbiamo essere amici della Russia, però facciamoci dare ancora il gas, perché altrimenti gli aerei resteranno a secco. Di gas, di kerosene, eccetera, eccetera. Cioè, non chiudiamo quel poco che arriva ancora dalla Russia. Su tutti i giornali, non è Salvini che lo dice, altrimenti è Descalzi. Adesso ci arriviamo. Sempre in prima pagina del Corriere, naturalmente Ungheria ha eletto il nuovo premier, la caduta di Orbán dopo 16 anni, trionfa Magyar, scriviamo la storia, staremo a vedere quale storia, con l'editoriale di Paolo Valentino che dice il voto, gli effetti, ha vinto anche l'Europa. Questo anche è interessante, l'anche di Paolo Valentino, ve ne leggo qualche riga e non voglio esagerare. Il nostro lungo incubo europeo è finito. Dopo 16 anni nei quali ha trasformato l'Ungheria in una democrazia illiberale nel cuore d'Europa, Viktor Orbán subisce una sconfitta elettorale devastante e senza appello. A Budapest vince Peter Magyar, l'ussaro che ha scoperchiato il tetto dell'edificio orbaniano mostrandone crepe, vizi e segreti inconfessabili. Sul Danubio soffia il desiderio di cambiamento in un paese stanco della satrapia corrotta e asservita del tribuno sovranista. A urne ancora aperte la vittoria di Magyar appare completa. Nonostante il truffaldino sistema elettorale cucito su misura per Orbán e Fidesz, Tiza, il partito dello sfidante, ha infatti ottime probabilità di ottenere la maggioranza dei 2/3 nel Parlamento di Budapest, che gli consentirebbe di modificare la Costituzione. Fin d'ora è chiaro che quella in Ungheria non è stata un'elezione, ma una rivoluzione, a partire dall'affluenza nelle urne che ha sfiorato l'80%, la più alta partecipazione al voto dalla caduta del comunismo, è un chiaro segnale che gli ungheresi hanno capito l'importanza della posta in gioco e hanno risposto a tono. Il secondo dato rivoluzionario riguarda Viktor Orbán. È un destino singolare il suo ritrovarsi nello stesso punto cronologico della parabola del potere che segnò la fine dei suoi due mentori. 16 anni durò il regno di Kohl, 16 anni quello di Angela Merkel, grande protettrice prima di diventare nemica, e poi l'articolo prosegue a pagina 36. Vi assicuro, non ve lo leggerò. Chi è il vincitore? L'ex amico del capo che promette battaglia ai corrotti, editoriale di Alessandra Muglia. Poi le reazioni, il sollievo di Bruxelles, il nostro cuore può battere più forte. Attenzione, il cuore di Bruxelles, ve lo raccomando, lo stiamo sentendo battere ogni giorno anche a casa nostra,
con caldaie da cambiare, auto che non vanno più bene per entrare in centro e persino le moto, ok? Rimaniamo sul Corriere, sempre in prima pagina. Anche questa la notizia è su tutti i quotidiani, ha fatto molto scalpore, diciamo così, anche perché è una situazione così facile, così semplice da provocarsi e mai si pensava che si potesse arrivare a tanto. Quello che è successo a Massa, picchiato per un rimprovero, cade e muore davanti al figlio. Picchiato e ucciso da un gruppo di ragazzi davanti al figlio di 11 anni. La tragedia nella notte tra sabato e domenica nel centro di Massa. Giacomo, 47 anni, aveva chiesto che smettessero di tirare bottiglie contro una vetrina. Fermati 3 giovani, uno è minorenne. Naturalmente il Corriere non dice da dove arrivano questi giovani romeni, ve lo dice Sammy Varin, ok? Altra notizia su tutti i giornali, la storia dell'ambulanza. Adesso uno c'ha anche paura a chiamare l'ambulanza se non sta bene, se siete avanti con l'età, dici meglio farsi accompagnare da qualcuno, non c'è più da fidarsi neanche, no, sto scherzando, fidiamoci. Uccisi in ambulanza, l'intercettazione shock. È obesa, giusto che muoia, giuro che mi metto in dieta. Forlì, l'autista della Croce Rossa, era lui che ammazzava i vecchietti perché gli facevano pena. Sempre sul Corriere, questa invece non c'è su altri quotidiani. Mamma del Bosco, compleanno senza figli, solo la videochiamata, la scelta delle assistenti sociali. Bravi assistenti sociali, c'è veramente da fidarsi. E attenzione, oggi con questo articolo sull'uomo che è stato ammazzato perché ha osato rimproverare questi nullafacenti che tiravano bottiglie alle vetrine, parallelamente a questo chiaramente c'è l'intervista allo psicologo, e lo psicologo cosa dice? Psicologi per tutti abbiamo bisogno dello psicologo, ok? Non soltanto i nostri figli o nipoti, ma anche noi stessi, capisci? Io ho sbagliato tutto nella vita, io devo fare lo psicologo. E cosa sono qua a fare? Sammy Varin, ma va a fare lo psicologo! Anche perché qualcuno li ho conosciuto, alla fine più o meno guardandomi dico, ma cazzo, sarei più bravo io a fare lo psicologo, visto che ho fatto una vita a parlare ma anche ad ascoltare. Questa è la differenza della mia radio rispetto ad altri che impongono il loro pensiero, fanno un lavaggio del cervello e non ti fanno dire niente, soprattutto se non sei d'accordo. Il Sammy Varin vi fa parlare anche in questo momento. Se volete mandarmi affan, mi scrivete al 340 6709 659 e io tra 10 minuti mi mando affan da solo, capisci? Sei un po' pirla, Sammy Varin, è vero, No, non mi guardare con quella faccia, mi guarda con una faccia di compatimento, per dire, caro Sammy, tu sì che fai una radio, sei invidioso perché lui non la può fare, perché ha scelto di essere in regia almeno la mattina e quindi poi il pomeriggio va in giro a vendere gelati, caramelle, cioccolati, bonbon, patatine, ve li vendo anch'io, signori. Resto sul Corriere per farvi un po' arrabbiare, perché la mia rassegna stampa serve anche a questo, a mettervi un po' di pepe in culo, so che vi piace. Allora, a proposito della vittoria di Magyar in Ungheria, il sollievo di von der Leyen, il cuore dell'Europa batte più forte. La Presidente del Parlamento UE, il posto di Budapest è qui, la soddisfazione di Macron, ma sono tutti contenti. Meloni si congratula e omaggia l'amico Orban, esultano le opposizioni, e questo il Corriere la mette giù in maniera normale, ma altri giornali un po' più di centrodestra ci ridono sopra dicendo le opposizioni sono contente perché ha vinto il centrodestra in Ungheria. Tajani e Lupi, vince il PPE. Schlein, il tempo dei sovranisti è finito. E a
voi lo chiedo, visto che proprio questo sabato ci sarà una manifestazione di chi ama e difende la propria terra. Chiamateci sovranisti, io sinceramente non sono qui per chiamarmi così e cosà. Ci sono molti motivi per cui questo sabato io scendo in piazza, e se cercate Sammy Varin sui social o Radio Libertà cominciate a vederne alcuni, e c'è anche il mio faccione, certamente non mi tiro mai indietro. Dinamiche nazionali, i diritti non c'entrano, e poi il vincitore non è certo di sinistra. Oggi sul Corriere si intervista Fidanza di Fratelli d'Italia, noi in un gruppo diverso da Victor, tanto per ricordarlo, e loro chissà se ci saranno alla manifestazione di sabato della Lega in Piazza Duomo a Milano. Quelli di Fratelli d'Italia sono gli unici che sono stati zitti in questi giorni, cioè la sinistra non vuole fare la manifestazione, non si deve tenere assolutamente perché non è di sinistra, scusa, è l'unica manifestazione che non sia di sinistra, non bisogna fargliela fare. Forza Italia ha preso le distanze. Vogliono la remigrazione di quelli che si macchiano di gravi reati, cattivoni. Chiaro che aspetto un commento da voi di Forza Italia a 340670969, soprattutto da parte dei tanti che votano Forza Italia e che dicono: no ragazzi, bisogna partecipare a queste manifestazioni, altrimenti diamo la sensazione veramente di essere aperti, tranquillamente. I giudici, i magistrati possono fare quello che vogliono, il governo fa leggi, un governo di centrodestra, e loro tranquillamente possono fare a meno di applicarle o di inventarsi qualche cosa per fare in modo che non vengano applicate. Siamo sempre sul Corriere. Attenzione, a proposito di una voce che stona rispetto alla vittoria dell'Europa perché ha vinto l'Ungheria. Pagina 15 del Corriere, non sono sulla Verità o sul Libero. L'appello di Descalzi a Di Dell'Eni all'Unione Europea. Gas russo, stop al bando, situazione critica per gli aerei. La Di Dell'Eni dice: nel weekend scorso 600 stazioni senza diesel, ma arriva subito il no della Schlein, che come ben sapete è la nuova premier italiana. La guerra in Iran e la chiusura dello stretto di Hormuz sono l'evento più importante degli ultimi 40 anni, scrive Francesco Bertolino intervistando Claudio Descalzi sul Corriere, che è il CEO di Eni, il quale suggerisce soluzioni straordinarie per affrontare una crisi energetica senza precedenti. Penso che sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi di GNS, gas naturale liquefatto, che vengono dalla Russia, ha detto ieri il manager, intervenendo la scuola di formazione politica della Lega, partito che da tempo propugna il ripristino delle relazioni energetiche con Mosca. Al contrario del PD, oggi come oggi no, rispose la segretaria Elif Lane a chi sulla 7 le chiedeva se comprerebbe gas russo. Siamo di fronte a una guerra scatenata da Vladimir Putin. Quindi, secondo la Schlein, ma sì, ma è giusto, la pensa come l'Europa, non siamo ancora abbastanza nella merda per avere il gas russo. Aspettiamo che voi parlamentari non abbiate più neanche il cherosene per spostarvi col vostro aeroplanino, allora forse dici, forse qualcosa cambierà? Sto zitto, ma c'è un paginone quest'oggi con l'intervista a Descalzi, a pagina 15 del quotidiano Il Corriere. In taglio basso, a proposito della guerra con l'Iran, lo stretto di Hormuz, eccetera, è arrivata una telefonata, la telefonata di Putin per aiutare Teheran e tutelare gli interessi russi. Cosa ha detto Putin?
posso fare io da mediatore. Chiama il presidente iraniano sì a una pace giusta. La Russia sostiene Teheran anche con aiuti in cambio del supporto in Ucraina. Insomma, Vladimir Putin prova a riportare un po' dell'antica influenza russa in Medio Oriente e si candida all'improbabile ruolo di mediatore tra Iran e la coppia USA-Israele. Falliti i colloqui di Islamabad, eclissato il ruolo del Pakistan, unico paese musulmano con l'arma atomica, ci sono altre due potenze nucleari capaci di dialogare tanto con Teheran quanto con Washington o Tel Aviv. Sono la Cina e appunto la Russia. E anche qua vi chiedo un parere, signori, al 340-6709-659. Solo voi potete darmi un parere migliore da quello dei giornaloni che sto iniziando a sfogliare questa mattina. Altra notizia che non può mancare sul vostro tavolo e voi che ascoltate la radio e che fate anche maestri o professori in classe, state per entrare in classe questa mattina, a me piacerebbe che ne parlaste ai vostri alunni che abbiano 10 o 15, 20 anni. Bisogna parlarne di queste cose. Non si può far finta di niente e che a scuola si parla soltanto della matematica, si studiano le cose e non si mette questi ragazzini di fronte alla realtà che è ben diversa da quella che vedono nel pomeriggio quando si riattaccano al telefonino. Siamo sul Corriere, ma su tutti i quotidiani è fatto molta impressione questo fatto. Aggredito da un gruppo di ragazzini, ucciso in strada davanti al figlio undicenne. Massa, il cognato, gli aveva chiesto di non lanciare più bottiglie, 3 fermati per omicidio e 5 indagati, naturalmente per arrivare alla nazionalità di questi bravi ragazzi bisogna entrare all'interno, è già tanto che ve lo dicano, ragazzi miei. Ionut Alexandru Miron, 23 anni, Eduard Alin Karatasu, 19 anni, entrambi originari della Romania, finiscono in galera assieme a uno studente italiano di 17 anni, chiaramente. È quello che stava imparando da questi ragazzi. La cosa brutta è questa, signori, che questi figli del barcone o di altri mezzi arrivati nel nostro paese stanno insegnando ai nostri figli, ai nostri nipoti, come ci si comporta nelle città. Questa è la cosa più grave e pericolosa, ragazzi miei. Sono loro i nostri capi branco, la capite? Che sabato bisogna scendere in piazza per dire basta a tutto questo. Tu dici, Sammy Varin, state facendo una manifestazione contro il governo, ma siete voi al governo? Sì! Vi rispondo di sì, perché c'è qualcuno che è un po' troppo moscio al governo. E vi assicuro, non siamo noi della Lega. Chi ora che per intendere intenda, chi non ce le ha, ragazzi, sono tante offerte, dispositivi ultra invisibili da mettersi nell'orecchio. Shock nella comunità rumena, naturalmente. Eduardo e Alexandru, shock nella comunità rumena. I 2 maggiorenni in carcere, sentiti alcuni genitori, non c'è nessuna baby gang, genitori chiaramente dei rumeni. Giro la pagina, su Facebook uno dei 2 ha come foto del profilo la maschera di V per vendetta. Si vogliono anche vendicare, già sentita questa roba. Un tempo li chiamavamo terroni questi, Poi crescendo qui al nord molti hanno imparato che la vita è diversa, si vive in modo diverso qui al nord e bisogna vivere in modo diverso anche in Italia per essere un po' aggiornati al 2026. Adesso qualcun altro ci sta insegnando che forse avevano ragione loro. Sì, è che è meglio avere il coltello in tasca. Se è un macetino da tasca ancora meglio, è più tradizionale di certe culture. Sempre a voi, signori, io sono qua per farvi arrabbiare, ragazzi, non pensate sia una rassegna stampa moscia, qui ce l'abbiamo molto duro, almeno politicamente, quindi vi devo invitare a scrivermi qualunque cosa al 340-6709-659 a commento delle notizie che vi sto sbattendo sul tavolo. Ero a terra, loro sopra
era a terra, scusa, loro sopra e lo colpivano. Hanno smesso solo quando è morto. L'intervista a Sara, la compagna della vittima di Massa, il suo bimbo gli teneva la mano e gli diceva: papà, alzati. Pensate, questo ragazzino di 11 anni sarà sconvolto per tutta la vita. Non è vero che è caduto a terra e ha sbattuto la testa, quelli erano in 6 o 7, non si fermavano mai. Mio fratello si è rivolto a loro con gentilezza, ha detto: state attenti, così rischiate di fare male a qualcuno. A luglio ci saremmo sposati, ci eravamo innamorati 3 anni fa, sognavo di invecchiare al suo fianco. Giacomo, l'amore per il calcio e le gite in cerca di funghi, i colleghi della fabbrica, aiutava sempre gli altri. Lo sgomento degli amici, è assurdo perderlo così. Così il Corriere della Sera, ma vi assicuro gran parte di tutti i quotidiani raccontano questa notizia che ha fatto veramente impressione. Ci fermiamo, c'è la pausa, gli artisti indipendenti, un jingle e poi il saluto dell'artista indipendente delle ore 8 torna a farci trasmettere belle emozioni, perché a quest'ora bisogna avere un minimo di ottimismo e solo la musica ce lo può dare. Lui, Fabrizio Giannuzzi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Buongiorno a tutti i radioascoltatori di Radio Libertà. Quest'oggi vi sto per presentare un pezzo dal titolo Kinder, che tradotto dal tedesco all'italiano significa bambini. Bambini è un pezzo, è un gioco che avviene fra me e il mio collega musicista, chitarrista, un gioco, un divertimento, un mettersi un po' a rischio, un po' ridendo, un po' inventando cose nuove, via dicendo. In tedesco la parola suonare uno strumento, suonare, fare musica, si traduce con il verbo spielen. Spielen vuol dire giocare e suonare, entrambe le cose, sia giocare come tra bambini, ma anche suonare insieme ad altri musicisti e via dicendo. E questo spielen, questo giocare, è proprio mi ha ispirato a questo titolo, appunto Bambini. Vi auguro un buon ascolto. Ringrazio come sempre il carissimo Sammy Varin, eccezionale in tante forme diverse, eccezionale per il suo modo di presentare, eccezionale per la sua umanità, eccezionale per la sua per il suo altruismo con cui presenta noi che artisti o musicisti poco conosciuti e via dicendo. Un abbraccio forte a tutti quanti e a risentirci a presto. Ciao.
Roba buona, roba di qualità, maestria nel creare musica. Pensate che questo poi suona anche in tante chiese, in luoghi particolarissimi, per far pensare e per far pregare. Si chiama Fabrizio Giannuzzi, questa era Kinder, da cercare certamente su YouTube, ma non tutto si trova su YouTube. Questo ad esempio è un CD di quelli che si distribuiscono esclusivamente nei suoi eventi. È chiaro, signori, che questi sono artisti da andare a cercare prima sui social e poi da andare a vedere, da andare ad ascoltare dal vivo. Solo così potete provare determinate emozioni. E io ringrazio Fabrizio e i tanti amici che mi scrivono qui a sammy.varin@radiolibertà.net per segnalarmi le loro produzioni. All'interno della mia rassegna stampa, che me la tiro, è una delle trasmissioni più seguite su Radio Libertà, ogni mezz'ora trova spazio un artista indipendente che non deve essere famoso, perché se è famoso non c'ha bisogno di Sammy Varin e di Radio Libertà. O no? O sì? E cavolo! E da quello che mi scrivete al 340-6709-659, questi artisti sono sempre molto apprezzati dai nostri ascoltatori, che sono peggio dei logionisti, criticano e di brutto, ma questa è la radio fatta appositamente per le vostre critiche, che cerchiamo di portare poi ai parlamentari, senatori, deputati, a quelli che ci governano, ok? Per cercare di capire dove stiamo andando, dove si sta facendo buona politica e dove si potrebbe fare decisamente meglio. Dai, giro di WhatsApp al 340-6709-659. Buongiorno, in tutte le stazioni di servizio il prezzo del gasolio è 2,10, compresa l'ENI che appartiene allo Stato. È una vergogna. Tenete conto che chi lavora utilizzando l'auto o un furgone questo mese ha speso 300 euro in più, per non parlare dei tir. Tutto vero, signori, ricordiamo che tutto questo in un certo qual modo si ripercuote sulla nostra spesa quotidiana. Alcuni supermercati riescono a incamerare le perdite in questo periodo, ma quanto durerà? Un ennesimo appello al governo, mozione di sfiducia alla baronessa von der Leyen, riapertura dei rapporti commerciali con la Russia, dimissioni immediate di Lollobrigida, Urso, Schillaci, Tajani nei prossimi 2 mesi di Piantedosi, Nordio, con casino. Infine sostituzione immediata di Fitto a favore di Paolo Savona. Così facendo nel 2027 si rivincono le elezioni. Aggiungo un'altra cosa, che il Presidente del Consiglio abbandoni l'agenda Draghi. Tan, ta, ta, ta. La vogliamo mettere in atto questa autonomia differenziata? Scrive un altro. Uno dei motivi per cui bisogna scendere in piazza questo sabato, signori. Già. Salve Varin, stamani mi sono svegliato e ho sentito le notizie dall'Ungheria. Salvini ha colpito ancora. Comunque Orban ha perso in casa, ma sabato sarà a Milano. Forse dai Matteo, provaci ancora, ci scrive Francesco. Non ho capito, Francesco, cosa volevi dire. Comunque il bello è esserci, portare determinate idee in piazza e fare squadra su queste idee. Buongiorno Sammy, non so che buongiorno. Orban all'opposizione, l'unico che si opponeva alle macchinazioni di Bruxelles, festeggia la Ursula, Zelensky, la Salis e tutti i sinistri. Dopo la vittoria della magistratura e la situazione politica mondiale, dimmi in che cosa possiamo ancora sperare? Punto di domanda. A me fa paura la piega sinistroide mondiale. Certo che verrò a Milano, sono una guerriera e fino alla fine spero. Brava Graziella, ma proprio per questo, ragazzi miei, oggi sui quotidiani, su alcuni quotidiani, si cerca di mettere questa particolare svolta, no? Per cui Orban ha perso e la manifestazione della Lega, punto di domanda, non bisogna farla, e continuano a dire quelli di sinistra, anzi promettono di farci la festa. Quindi io sono contento, ci mancherebbe altro, cioè non ci deve essere nessuna violenza e non ci sarà, ma sono contento perché è la Lega, non sono quelli di sinistra a farci paura, è la Lega a far paura alla sinistra, perché porta in piazza determinate problematiche che questo governo deve risolvere.
Hanno paura perché la Lega è tornata a fare la Lega di lotta e di governo. È un po' che non si dice questa parolina. Ci voleva Sammy Varina a dirla? Orban ha perso. Perché dobbiamo pensare che se l'anno prossimo mandano a casa anche il nostro governo? Perché dobbiamo pensare come se l'anno prossimo mandano a casa anche il nostro governo? Marco, è un italiano correggiuto il tuo, però che te devo dire? Spiegami meglio. Benvenuti nell'inferno Ungheria, avete scritto la storia. Ti sto ascoltando, so qua che rido in ditta, Lidia, sono sotto la pioggia. Oh, a Lidia è lì che ride e m'ascolta. Ma questa trasmissione serve anche per farvi ridere, poi bisogna anche piangere. I teorici del comunismo dicevano che i capitalisti pagheranno la corda con la quale li impiccheranno, a buon intenditore. Invece di pensare a comprare il gas russo, perché non sono ancora state costruite centrali nucleari che ci renderebbero autonomi? Sto applaudendo. Basta Sammy, fermo lì, mi fermo da solo, non applaudire più, è perché la Lega è l'unica che vuole queste centrali e gli altri rompono i coglioni. Altro motivo per scendere in piazza questo sabato: prenotate il pullman contattando la sezione della Lega a voi più vicina o un amico leghista, ce l'avrete un amico leghista, gli telefonate, gli dite uè, voglio venire anch'io questo sabato alle 15 in Piazza Duomo a Milano, a parte che ci potete arrivare anche da soli, siete maggiorenni e probabilmente purtroppo anche vaccinati. Ci potete arrivare da soli, ma ancora meglio, da tutta Italia prendere un pullman della Lega che parte sabato mattina e alle 15 vi porta in centro Milano, che è anche una bella storia, comunque vedere il Duomo, bellissimo. Uno dei motivi per cui fare questa manifestazione è l'orgoglio delle nostre tradizioni, della nostra religione. Una delle fotine del Sammy Varin che vedrete nei prossimi giorni è proprio questo, orgogliosi delle nostre tradizioni, e il Sammy Varin che tira fuori il Tao e vi fa vedere il Tao. Roba potente, guarda, è bellissimo. Poi guardate l'ultimo che ho messo, richiedendo l'autonomia, me ne han dette di tutti i colori, perché sono andato a posizionare la mia fotografia anche su siti particolarmente potenti, su pagine Facebook, dove insomma ce ne dicono di tutti i colori, quelli di sinistra o i vari traditori, alla Vannacci, alla Patto per il Nord, ci pensiamo noi, eccetera. No? È bellissimo farsi insultare da gente che ha paura a dire e cazzo, però c'hanno ragione questi, no? Vogliono avere ragione loro rifacendo un partito da zero, così ci vogliono altri 20 anni, ok? Chi c'ha 60 anni quest'oggi non arriverà mai neanche ad avere quanto ha adesso la Lega, ok? Ora può tornare in Ungheria a martellare le teste dei suoi antagonisti, la tipa con i suoi amici, senza rischiare le catene. Gian, ma chissà di cosa sta parlando, non capisco proprio. Sarebbe lungo, ma mercoledì torna l'eterno Zelensky a piangere e a chiedere altri soldi ed armi. Ora che sa che Orban non li bloccherà più e noi italiani fermi perché non ci sono soldi e rispetto al 3%, amen, non ne usciamo. No, Maurizio, ne usciamo, vedrai. E ora la Meloni, dopo aver baciato Zelensky e Ursula, metta il veto sui fondi all'Ucraina per i suoi cessi d'oro. Acquisterebbe autorità e merito al popolo italiano. Ci credete? Oh, bentornato va pensiero, se ne è accorto anche Maurizio. Complimenti Maurizio, certo, già tornato da un pochettino, ti devi svegliare prima la mattina. Buongiorno, ti meravigli per la violenza quando una legge dello Stato permette l'omicidio più aberrante e malefico compiuto nell'utero di una donna, facendo a pezzi suo figlio e gettandolo nell'umido. Si chiama ipocrisia, dice Marco, che è bacchettone, ma che giustamente dice no all'aborto. Ritorniamo sui giornali, grazie ai tantissimi che mi state scrivendo. 340 6709 659, scrivete che io vi leggo pian piano. Sappiate che sarà un 2 giugno di spettacolo, signori, e qui dobbiamo imparare da Fratelli d'Italia. Il primo spettacolo l'hanno fatto loro nella Treio, invitando cani e porci, scherzo, no, invitando gente che non c'entrava niente con la politica, e in effetti hanno avuto un successone
Pazzesco, bene. Adesso anche il Presidente della Repubblica Mattarella ha detto: ma perché non facciamo come a Treiu il 2 giugno in Piazza del Quirinale, l'evento che celebra la Repubblica? A 80 anni dal referendum il capo dello Stato vuole una festa fuori dal palazzo e invita Roberto Bolle, Carlo Verdone, Cristiana Capotondi, Claudio Baglioni e Paola Cortellesi. Sto guardando che la maggioranza mi sembrano tutti da una certa parte politica, ma sicuramente mi sto sbagliando. Bene. Di spalla, pagina 25 del Corriere, si parla della manifestazione della Lega del 18 aprile. Salvini al PD, da fascisti voler vietare il nostro summit. La cosa divertente è che noi non abbiamo mai parlato di remigrazione pubblicizzando questa manifestazione, e sono stati i giornalisti o quelli professionisti, hanno cominciato loro a dire che è una manifestazione per la remigrazione, quindi per rimandare a casa loro chi si macchia di gravi reati o addirittura per togliergli la cittadinanza. Ragazzi, è un sogno che abbiamo tutti noi, ma questa manifestazione ufficialmente non ha queste motivazioni. Vi devo far rivedere il volantino, c'è scritto: senza paura, in Europa padroni a casa nostra, ok? E i giornalisti hanno allargato questa cosa, è da lì che è partita la paura incredibile della manifestazione della Lega. Vogliono fare la remigrazione di questi poveri migranti che non potranno più ciabattare per la città. Rimane alto il livello della polemica sulla manifestazione di sabato prossimo in Piazza Duomo a Milano, promossa dalla Lega con il gruppo dei Patrioti. I Patrioti sono il gruppo europeo della Lega. La Presidente del Consiglio Comunale, Elena Buscemi, del PD, preso atto che il Remigration Summit, vedi che lo chiama così il Corriere, Remigration Summit non si può vietare, oggi porterà in discussione nell'aula di Palazzo Marino un ordine del giorno di condanna dell'evento. Ce lo condannano. Matteo Salvini risponde secco: mi fa strano che un partito che si dice democratico voglia impedire che in Piazza del Duomo ci siano altri cittadini italiani che non la pensano come la sinistra, che vogliono aiutare famiglie e imprese. È un atteggiamento da vecchi fascisti, non da democratici. La Presidente del Consiglio Comunale Buscemi ha chiesto al prefetto di vietare Piazza Duomo. Ma chi è? Il Duce? L'offensiva della Lega vede schierarsi diversi esponenti. Il sottosegretario Alessandro Morelli annuncia: sabato sarò contento di accompagnare in piazza gli esponenti PD, ed Elena Buscemi, firmataria del testo bavaglio contro la manifestazione della Lega, scopriranno un popolo che intende dialogare persino con portatori di idee antidemocratiche. Dal PD la replica di Pierfrancesco Maiorino, prossimo sindaco di Milano, capogruppo regionale, quelle di Salvini sul cosiddetto da voi Remigration Summit sono farneticazioni, i deliri di un politico ormai alla frutta ridotto a essere un meme vivente. Queste le farneticazioni del bravo Maiorino, e naturalmente un invito a voi: rispondiamo a Maiorino? Gli mandiamo un messaggino? 340 6709 659, un messaggino per Maiorino, inviatemelo subito che lo leggo. 340 6709 659, non faccio in tempo a dirlo che già arrivano, dopo rilego, devo correre, c'ho il pepe in culo. La Grazia Minetti: mi ha ferito la malafede di chi vede favoritismi. La notizia del weekend: il Presidente della Repubblica ha graziato la Minetti perché ha delle grosse problematiche in famiglia. L'APG di Milano dice: era molto giovane, oggi fa volontariato, e se ne parla quest'oggi sul quotidiano Il Corriere a pagina 27, dove si ricorda l'impegno dell'ex consigliera in parrocchia e alla Lilt col cognome del compagno. E questa procuratrice generale di Milano, Francesca Nanni, il suo sostituto Brusa, che ha firmato il parere politico non vincolante per la grazia
concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella a Nicole Minetti, dopo un passaggio con il guardasigilli Nordio, pure lui parere positivo. La decisione ha sollevato non poche polemiche. Minetti era stata condannata in via definitiva a 2 anni e 10 mesi nel processo Ruby bis per induzione alla prostituzione e a 1 anno e 1 mese per peculato sui rimborsi quando era consigliera regionale del PDL, Popolo della Libertà, in Lombardia. Ancora sul Corriere, ma su tutti i quotidiani, le frasi shock dell'autista di ambulanze: obesa e vecchia, è giusto che muoia. Stanno uscendo queste frasi che ci fanno venire una voglia di chiamare la Croce Rossa se non stiamo bene. Forlì, le intercettazioni dell'inchiesta sugli anziani deceduti, oggi abbiamo fatto 2 morti. E paginone anche su questo argomento, con l'enigma Spadino, il ragazzone sorridente che diceva tranquillo io non sono un killer, e che però iniettava aria per uccidere questi pazienti molto anziani che secondo lui era meglio che morissero. Siamo sempre sul quotidiano Il Corriere, perché è l'unico che parla, pagina 31, del compleanno senza i figli di Catherine. Li vedrò soltanto in videochiamata. La scelta delle assistenti sociali. In 15.000 hanno firmato una lettera per chiedere un incontro. Il giorno del suo 46esimo compleanno, Catherine Birmingham non lo trascorrerà con i suoi 3 figli, come sempre è accaduto da quando li ha messi al mondo. A meno di sorprese e colpi di scena dell'ultimo momento, non ci sarà nessun permesso speciale per lei. Catherine non potrà far loro visita nella casa famiglia di Vasto che li ospita dal novembre scorso, non potrà portare la torta, farsi abbracciare e ricevere gli auguri. E qua mi fermo per capire cosa succede in questo paese. Per ascoltare naturalmente i vostri messaggi al 340-6709-659 anche su questo argomento. L'ultima segnalazione dal Corriere, per fortuna un po' più leggeri: l'intervista a Giuca Alcasella. Solo quando lo dico io. Non sono un ciarlatano, scoprì da bimbo la telepatia comunicando con mia madre sordomuta. Lo amiamo, ragazzi miei. Facevo il fakiro sulle crociere, il tormentone di Sabani mi consacrò, insomma, perché non si vede più in giro? Perché? Perché torniamo a questi imbroglioni, non lo so, però ci facevano sorridere in maniera così semplice, senza quei meme adesso su Instagram che ci stanno rovinando. Il Fatto Quotidiano, a proposito di rovina: USA-Iran, primo round fallito, il regime è più forte di prima, scrive il Fatto Quotidiano. Negoziati, Vance lascia Islamabad a mani vuote, niente intesa su Hormuz e uranio. In taglio alto sul Fatto Quotidiano il libro di Conte. Ha scritto un libro Conte? Conte, il politico, sì, il prossimo segretario del PD. In retroscena sull'ex banchiere Il Garante: Draghi destabilizzava i 5 Stelle, Grillo chiamava ma perché mi piegassi il libro di Conte. E poi naturalmente in Ungheria affluenza boom, Magyar filo UE chiude l'era di Orbán, 77,9%, il vincitore senza i 2/3 per cambiare la carta, scrive il Fatto Quotidiano. Staremo a vedere che se è davvero così e che potrebbe mai accadere. Dove andiamo, signori? Dopo tutto questo Corriere c'è bisogno di disintossicarsi, come vi posso capire, e allora un girettino sul quotidiano. Mi stanno proponendo La Stampa, Repubblica. Guarda che hai sbagliato radio, caro computer di bordo, hai sbagliato proprio. Questa è Radio Libertà, e allora io vado su Libero. Voto in Ungheria, progressisti in tilt, vince la destra, sinistra in festa. È questo il climb della giornata, secondo me. Cioè, in Ungheria ha vinto comunque il centrodestra e la sinistra fa festa come se avesse vinto la Schlein. Orbán viene travolto dall'ex Delfino Magyar. I compagni sognano la spallata a Meloni, che si complimenta. Lavoreremo insieme. Weber del PPE
vittoria del centrodestra. Mario Secchi, il suo editoriale, e tra poco ve ne leggo. Trionfa Peter, il giovane leader anticomunista. Questo è l'articolo di Daniele Dell'Orco con il ritratto del vincitore Magyar. Marco Patricielli si occupa invece dello sconfitto Orbán, l'addio di Viktor, avversario dell'Unione Europea. Ma in centropagina una bellissima foto di Sinner, l'arci italiano che non tradisce mai. A Monte Carlo Sinner liquida Alcaraz e torna numero 1 e canta l'inno. L'ha imparato. Non solo Hormuz di spalla, le alternative per assicurarci gas e petrolio con Fabio Dragoni. Potete immaginare che cosa vorremmo. Report e bufale accusano Meta senza sapere come funziona, Pietro Dettori. E poi ricetta liberale, fisco Europa per rilanciare Forza Italia, Corrado Ocone. Autogol a 5 Stelle, Scarpinato e l'antimafia sciogliamola, Francesco Amato. Naturalmente anche sul quotidiano Libero la terribile notizia da Massa, ucciso davanti al figlio undicenne, fermati 2 romeni a Massa, omicidio volontario nei guai anche un minore. In taglio alto sul Libero, la tregua scricchiola, tensione con la Cina, niente accordo sul nucleare con l'Iran, Trump, blocco navale nel Golfo. Andiamo all'interno del quotidiano Libero, come vedevamo prima in prima pagina, finisce l'era di Orbán, all'ex alleato Magyar la maggioranza assoluta, realtà e propaganda, Mario Secchi scrive la sbornia ungherese che illude i compagni. Leggiamone insieme uno scampolo. Viktor Orbán ha perso, il voto in Ungheria ci dà una serie di spunti interessanti per il futuro, un'ottima lezione per restituire la scena alla realtà e non alla propaganda, come ha scritto Max Ferrari. Cercatelo sui social. L'Europa è stata bravissima con la sua propaganda, addirittura ha superato gli Stati Uniti, la Cina e la Russia. La dittatura magiara raccontata sui giornali delle classi in progress in questi anni è improvvisamente svanita. L'Ungheria ha votato, ha cambiato pagina nettamente, la democrazia ha trionfato, la vittoria di Magyar nella prova, a meno che non si pensi che il voto è regolare solo quando, e si prosegue all'interno, e lo vado a ricercare, vince la sinistra. Un leader come Viktor Orbán al potere da 16 anni prima o poi doveva cadere nell'ordine delle cose, scrive Mario Secchi sul Libero, nella biografia, nel tempo della politica. È una svolta, non ci sono dubbi, perché si chiude un'era in cui gli ungheresi avevano sempre rinnovato la fiducia a Orbán, ma non è un evento inatteso, i sondaggi andavano tutti in quella direzione e a Orbán non è più bastata l'esperienza, perché sono cresciute altre domande e bisogni anche nelle zone rurali dove Fidesz aveva la sua roccaforte. Il vincitore Magyar è un tipico prodotto della politica ungherese, anticomunista, lontano anni luce da ogni tentazione progressista, un centrista con trazione a destra che in Europa sta con i popolari, un tipo tosto cresciuto alla scuola di Orbán. Magyar è un destro di diverso conio, ma sempre destro. Non a caso ieri Weber, presidente del PPE, ha parlato di vittoria del centrodestra e ha potenzialità che per l'Ungheria sono l'occasione di contare nell'Unione, riattivando il dialogo con la Commissione e il Consiglio UE, mettendo Putin tra parentesi, senza dimenticarne la presenza, che è geografia e storia, antico confine sovietico e influenza, la drammatica memoria degli ungheresi sotto lo stivale del Cremlino, e soprattutto senza apparire collaterale a Mosca. E ancora, la sconfitta di Orbán verrà strombazzata dalla sinistra italiana come una sconfitta di Donald Trump, di J.D. Vance, del movimento MAGA, oltre che di Giorgia Meloni. Il più lesto ieri è stato Matteo Renzi, gli altri hanno intonato la stessa canzonetta. Copione anticipato ieri dal Libero, propaganda legittima ma niente di più. La partita italiana è un'altra storia, la sbornia ungherese è buona per fare battute, ma non curerà i problemi del campo largo, dove tra Elly Schlein e Giuseppe Conte scorre talmente tanto amore che c'è chi pensa di far correre per Palazzo Chigi la sagoma glamour
di Silvia Salis, da pochi mesi sindaco di Genova, non di Budapest. Quanto a Giorgia Meloni, farà esattamente quello che faranno tutti i leader europei. Ieri sera si è congratulata con il vincitore delle elezioni ungheresi, da oggi cercherà con Magyar punti in comune, e con Palazzo Chigi saranno tanti, trovando un alleato per correggere in fretta la rotta sbagliata dell'Unione Europea nel mare in tempesta del presente. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Il meteo.it presenta le previsioni del giorno. Una perturbazione provoca un peggioramento progressivo del tempo un po' su tutta l'Italia. In mattinata le piogge interesseranno soprattutto le regioni settentrionali, ma anche la Sardegna, mentre il tempo sarà più asciutto altrove in un contesto di cielo molto nuvoloso. Nel pomeriggio forte peggioramento da nord a sud, con elevato rischio di rovesci e anche di temporali, specie sul versante tirrenico del nostro paese. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Federico Brescia. Avete ascoltato le previsioni del giorno. Lo amiamo perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis. Problemi respiratori, tosse, raffreddore, tosse secca, tosse grassa. Abbiamo il prodotto che ti può aiutare. Bronco Free, la soluzione bevibile alla bava di lumaca, timo, verbena, altea, papavero e marrubio. Un insieme di erbe e di prodotti che aiutano a sciogliere il catarro e a favorirne l'espettorazione in maniera naturale. La tosse è un meccanismo espulsivo naturale che il nostro organismo mette in atto quando all'interno delle nostre vie respiratorie entrano virus, entrano batteri, entrano sostanze che il nostro organismo ritiene dannose. Come fare per calmare la tosse? Bisogna sciogliere il catarro e favorirne l'espettorazione attraverso un mucolitico naturale. La bava di lumaca, infatti, attraverso gli enzimi litici in essa contenuti, aiuta a sciogliere appunto il catarro e aiuta la sua espulsione. Abbiamo un'offerta straordinaria per voi stamattina. Se dite ascolto Radio Libertà e chiamate lo 030 68 40 408, 3 flaconi di Bronco Free a 59 euro, e se dite ascolto Radio Libertà voi non pagate le spese di trasporto e in più avete uno splendido omaggio. Chiamate adesso 030 68 40 408. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Ho 20 anni con te mi appare il mondo di nuovo come nuovo. Ora ho voglia con te solo di cose vere, semplicemente vere. È con te che mi sveglio col sole del mattino e tutto il cielo è aperto. Ho scoperto con te il viaggio nel paesaggio che è dentro la finestra. E se vivo con te il resto della vita è vita meritata. Ho 20 anni con te, il mondo non mi pare del tutto da rifare. Non mi appare più nero
il cielo e l'avvenire e non più immondo il mondo. A braccia aperte tu ti apri intorno a me, mi stringi in pace in te. Con te mi addormento e non mi sento in pena e non mi sento perso. Con te nell'universo, stella, noi formeremo una costellazione. Con te, amore mio, un solo giorno è già per me l'eternità. L'eternità. E quando morirò, tu spargerai il mio cuore nei solchi della terra. E con gli amici insieme berrete fino a quando non vi spensiererete. E io dal posto mio nella costellazione sarò quell'altra stella. E io da quella stella a quella più vicina, amore, darò il tuo nome. Nella mia rassegna stampa solo artisti indipendenti, ma non possiamo prescindere dai grandi, grandissimi quando fanno un nuovo album e soprattutto quando era 20 anni che non ne facevano. Riccardo Cocciante, uscito da pochissimo il suo nuovo album, e il titolo che tira tutto quanto è questo: Ho 20 anni con te. Uscito un mese fa, proprio a 20 anni di distanza dal suo ultimo disco inediti. Ecco la bellezza delle cose vere, la semplicità di svegliarsi insieme ogni mattina anche dopo 20 anni. Una canzone da dedicare al vostro lui, alla vostra lei, se magari quest'anno, come il sottoscritto, fate 20 anni di unione. 8:37 unione, che brutto termine, eh? Beh, sei traviato politicamente, Sammy Varin. Buongiorno, Radio Libertà, buongiorno a coloro che si stanno svegliando, ascoltando questa rassegna stampa che vi mette sul tavolo gli argomenti del giorno, il tutto propedeuticamente, farlo un po' difficile così attiro anche gli amici di sinistra e non girano su Radio Popolare, andando verso sabato, quando ci sarà la grande manifestazione della Lega in Piazza Duomo, sabato 18 aprile alle ore 15, da prenotare contattando la sezione della Lega a voi più vicina o semplicemente dicendo ci vado. Si prende il treno, si prende il pullman, la metropolitana. Non potrete uscire magari in Piazza Duomo, uscite a quella prima, mi raccomando, non sventolate le insegne della Lega andando verso Piazza Duomo, le solite raccomandazioni che diamo da 20 anni, perché ci saranno i punk a bestia e Milano città piddina pronti a farci la festa. Ce ne fottiamo altamente, perché in Piazza Duomo chiaramente saremmo ben sorvegliati. WhatsApp, che ne stanno arrivando un fotio al 340 6709 659, e vi ringrazio, sempre questa gigantesca comunità, un vero e proprio esercito di ascoltatori, o non soltanto leghisti celoduristi, un po' da tutte le parti, perché qui ci stanno anche le problematiche, ci stanno le proteste, le vostre proteste diventano proposte, e questa è la magia che fa questa radio. Alle 9 poi ascolteremo anche il capogruppo della Lega alla Camera Molinari, che le vostre proteste poi le porta davvero in Parlamento. Sì al gas russo e al petrolio, scrive questo ascoltatore che a quanto pare guida gli aerei. Buongiorno Sammy, alla manifestazione di sabato sei tra la gente o recluso dietro il palco? Fausto, ti sembro il tipo? Ma a me non mi fanno neanche entrare dietro il palco, scherzo. No, sabato c'ho la lacrimuccia, non potrò essere tra la gente perché sarò qui
sarò qui a condurre la diretta dalle 14 sabato pomeriggio. Saremo in diretta su Radio Libertà con tutto quello che succede alla manifestazione e hanno scelto il sottoscritto Sammy Varin come strillone, e sarò quello che strilla. Quindi non sarò tra la gente e me ne dispiaccio, però sarò comunque tra voi, perché moltissimi di voi si porteranno anche la radiolina per seguire le telefonate in diretta che manderemo e poi l'intera manifestazione solo per quelli problematici che hanno tanti impegni, che sono malati, che sono anziani o anche che hanno paura. In molti mi stanno scrivendo: oh, io ho paura dei centri sociali, non vengo alla manifestazione di sabato. Ma per favore, ma per piacere, c'è un audio sul cursore, sentiamo che cosa dice questo. Ciao Sammy, Uè. Paolo Varese. Ciao. Mi fanno veramente ridere tutti quelli pseudo-leghisti che dicono ma non facciamo questo e non facciamo quell'altro, non fanno quello, non hanno fatto. Se tutti quelli che avevano votato Lega qualche anno fa avessero votato nuovamente Lega, va bene, ringraziando Salvini quando è andato insieme a quelle disgraziate di comunisti per arginare un po' di malefatte, al posto di ringraziarlo l'hanno punito andando a spasso tra Fratelli d'Italia e Forza Italia, che sono praticamente la parte sinistra della destra. Va bene, adesso poi tutti si lamentano. Se fossero stati tutti compatti, coesi a votare Salvini, avremmo ottenuto sicuramente dei risultati maggiori, ma no, sono tutti capaci soltanto di criticare, voltare la faccia dall'altra parte, bene, e dopo non sono contenti, la Lega non ha fatto niente. Ma caspita, dategli una volta la possibilità di andare in alto e dettare un po' di regole, santo cielo, ma dategli la possibilità una volta, porca miseria. No? E poi dicono poi perché uno non ha fatto questo o quest'altro, ma una volta che Salvini aveva rispettato la volontà degli italiani, è stato inquisito, caspita, anche lì, ma dobbiamo essere sempre tutti coesi, se no non ne veniamo fuori più. Ma l'italiano medio è una capra, abbastanza vedere come ha votato al referendum, guarda, lasciamo perdere. Saluto. Grazie. Ciao. Noi facciamo il punto della situazione anche grazie a voi commentatori che ci inviate il vostro messaggio al 340-6709-659 e ne ho qui tanti da leggere, ma li tengo in caldo così non cambiate frequenza. Ritorno sul Libero, finisce l'era di Orban, all'ex alleato Magyar la maggioranza assoluta, dicevamo, e a pagina 3 il Libero però ci racconta che il trionfatore è un altro anticomunista. Magyar, 45 anni, una carriera nelle istituzioni, occupa lo stesso spazio di Orban, ma promette rinnovamento. In taglio basso, l'addio di Viktor, nemico giurato di questa Europa. Il suo decisionismo ha creato un asse con gli Stati Uniti, la Cina, la Russia. E stiamo a vedere che cosa accadrà. Naturalmente oggi il consiglio del Sammy Varin è di acquistare almeno un quotidiano tra quelli che vi sto sottoponendo per farvi un'idea di cosa potrebbe accadere, anche della baldoria che sta facendo la sinistra italiana, che esulta per la vittoria della destra in Ungheria. Baldoria per il nuovo premier conservatore Fratoianni, che dice: il voto incoraggi tutte le forze progressiste per dare all'Italia un'alternativa. Sì, solo che quelli sono di sinistra. Da Schlein a Fratoianni, l'opposizione celebra la sconfitta di Orban e sogna lo scossone in Italia. Meloni, congratulazioni a Magyar, lavoreremo insieme. Questi sognano di vincere in Italia. Gliela diamo una risposta? La risposta gliela dà per il momento Ursula, pagina 5 di Libero, che loda il vincitore. L'Ungheria sceglie l'Unione Europea. La Presidente della Commissione si congratula con Magyar. Macron, insieme rafforziamo il continente. Weber, trionfa la politica del centrodestra, scrivono nel PPE. In Ungheria il cuore dell'Europa batte più forte. L'Ungheria ha scelto l'Europa, insieme siamo più forti, dice Ursula. Macron, la Francia saluta la vittoria della democrazia, il legame del popolo coi valori UE e l'impegno europeo dell'Ungheria.
Sì, tu dici, adesso vedrai che festa che li farà all'Ungheria questa Europa. Giriamo pagina, Trump blocca Hormuz e avverte anche la Cina dopo il rifiuto di Teheran di rinunciare al nucleare. Abbiamo sentito nel weekend inutile negoziato di Islamabad, al termine di 21 ore di colloqui diplomatici, Vance torna a Washington senza un accordo. Dalla Casa Bianca arriva un consiglio a Pechino: se continuate ad armare gli ayatollah vi imporremo ulteriori dazi commerciali al 50%. Paginone con Matteo Legnani, ma anche sul Libero se ne occupa Benedetta Vitetta, l'intervista con Descalzi, amministratore delegato di Eni. L'Eni e il gas russo, rivedere la sospensione dal 2027. Descalzi, l'Italia non ha bisogno di forniture da Mosca, ma serve buonsenso. L'Unione Europea riconsideri la tassa ETS sull'industria. Confermato amministratore delegato di Eni al quinto mandato, ieri Claudio Descalzi, a margine della scuola di formazione politica della Lega a Roma, ha fatto il punto sulle risorse energetiche che abbiamo in casa, ma anche sullo scenario innescato dalla crisi dello stretto di Hormuz. Ciò che è successo nel Golfo è l'evento più importante degli ultimi 40 anni, ha detto Descalzi. Per i carburanti abbiamo le riserve strategiche, serve capire per quanto tempo possiamo usufruirne. Penso che per alcuni prodotti non ci saranno problemi. Il gas poi è il meno impattato, così anche le benzine. Insomma, il greggio non è un problema, ma poi bisogna avere le raffinerie per processarlo. Il gasolio c'è, ma bisogna riuscire a competere con altre aree che ne hanno bisogno. La parte più critica riguarda il jet fuel, ovvia il cherosene per i voli aerei, ha detto il numero uno del gruppo del cane a sei zampe. Oggi è questo il vero problema dell'Europa, visto che consuma circa 60 milioni di tonnellate e ne importa il 35%, perché negli ultimi 20 anni sono state chiuse 36 raffinerie. Ciò che ideologicamente è successo, ha aggiunto Descalzi, ci porta a dire che non abbiamo capacità di raffinazione in Europa. Siamo arrivati in una situazione in cui o hai la capacità di produrre ciò che ti serve, oppure rischi. E l'Unione Europea purtroppo non ha ancora un progetto di sicurezza energetica. Descalzi spiega: noi oggi importiamo il 95% di materia prima, tutte le incongruenze con tre stress test in 5 anni, il Covid e le guerre in Ucraina e Iran. Ora le stiamo pagando. Il numero uno del colosso energetico di San Donato è consapevole che sono molti paesi che già stanno razionando e riducendo i consumi. Abbiamo bisogno di liberare lo stretto e riorganizzare tutta la parte di supply chain nell'area medio orientale. Che fare? Penso sia necessario sospendere il bando che scatterà il 1 gennaio 2027 sui 20 miliardi di metri cubi di GNL che vengono dalla Russia. La flessibilità sulla rete la dà il gas, non le rinnovabili e neanche il nucleare, che non abbiamo, ha aggiunto il manager. Ma l'intervista prosegue oggi sul quotidiano Libero, ma anche su molti altri giornali. Descalzi, chissà come mai, è dappertutto e dice le cose, è stato un caso il fatto che fosse alla scuola politica della Lega, dice le cose che la Lega dice da parecchio tempo. Sempre sul quotidiano Libero, giro la pagina, si parla di patto di stabilità. Se l'Unione Europea non cambia, lo faremo da soli. A chi dice questa cosa? Boh, è la Lega. Salvini all'attacco sui conti, pagina 8 di Libero. Patto di stabilità, se l'Unione Europea non cambia lo faremo da soli. Il leader leghista, che ieri era ai gazebo della Lega per promuovere la manifestazione di questo sabato, le norme europee impediscono gli aiuti agli italiani. Poi stronca il PD che vuole vietare l'evento di sabato a Milano. Atteggiamento da vecchi fascisti. Ne parla oggi Libero a pagina 8 con Enrico Paoli. Ai fascisti di sinistra chiedere di vietare una manifestazione legittimamente indetta pare essere una cosa normale. Forse pensano all'articolo 655 del codice penale, quello che punisce l'adunata sediziosa, ovvero la riunione di 10 o più persone diretta a provocare pubblico scompiglio con atteggiamenti ostili, di ribellione o insofferenza verso i pubblici poteri. La manifestazione organizzata dalla Lega in Piazza Duomo a Milano per sabato prossimo con quell'articolo del codice
non ha niente a che vedere. Quello della Lega sarà un evento politico, l'esatto contrario dei cortei di centri sociali, antagonisti, Notav, Propal, per i quali l'unico obiettivo è creare il caos o cercare lo scontro con le forze dell'ordine, non una adunata sediziosa. Eppure la sinistra è arrivata a chiedere l'intervento del prefetto e il coinvolgimento politico del Consiglio Comunale, dove oggi verrà votato un ordine del giorno presentato dalla presidente della Sise Meneghina Elena Buscemi, con il quale si chiede di esprimere la contrarietà del Comune di Milano alla manifestazione denominata dai giornalisti, tra parentesi lo scrivo io, Remigration Summit. Modesto ma significativo dettaglio: nel manifesto della Lega si parla di patrioti, non di remigrazione. Spiegatelo alla Buscemi, dice Salvini. Mi fa strano che un partito che si dice democratico vuole impedire che in Piazza del Duomo ci siano altri cittadini italiani che non la pensano come la sinistra, che vogliono aiutare famiglie e imprese, afferma il leader della Lega Matteo Salvini. È un atteggiamento da vecchi fascisti, non da democratici. E qua mi fermo, ragazzi, ma il paginone è tutto per voi oggi sul quotidiano Libero. Giro la pagina e c'è il piano della minoranza Dem, candidato Antielli alle primarie, lo statuto del partito consente dal 2012 un secondo nome in campo oltre alla segretaria e ci sono già i nomi Gori, Del Rio o Madia, e in caso di ballottaggio i voti potrebbero confluire su Schlein. Chiaramente se siete da quella parte è interessantissimo questo argomento, ma ancora di più quello che c'è di Susanna Barberini in taglio basso su Libero, tra glamour e diritti. Silvia Salis, l'altra Salis, quella di Genova, fa il pieno di follower. Oh, ragazzi, progressisti alla ricerca di una leadership credibile. La comunicazione social della sindaca di Genova punta sui giovani, sui radical chic, ora insegue la leader del PD. Insomma, Genova sabato sera era piena di ragazzi, famiglie e turisti che si sono goduti il DJ set di musica techno con la superstar internazionale Charlotte De Witt alla console di Piazza Matteotti, e in mezzo alla gente che ballava c'era anche lei, Silvia Salis, la sindaca della città più vecchia d'Italia, che d'improvviso si è ritrovata giovane. E comunque giovane lo è, ed è una bella presenza, dobbiamo riconoscerlo. Tu dici rispetto alla Schlein qualunque, non è vero, e comunque anche la Schlein era in mezzo alla gente nei vari gay pride a ballare con quell'alter, e quindi de gustibus, e comunque insomma Libero elogia questa presenza di Silvia Salis in mezzo ai giovani a bailar. Chissà perché quando l'ha fatto Matteo Salvini l'hanno stroncato assolutamente, eccetera. Sono quelle mode un po' strane, vero? Anche su Libero, anziani morti in ambulanza, l'autista intercettato che diceva soffrono troppo, lo rifarò. Siamo a Forlì per l'inchiesta su 6 decessi sospetti. Luca Spadino, il 27enne operatore della Croce Rossa, queste intercettazioni raccolte dagli inquirenti, e lui che diceva questi poveri vecchietti devono andare dal buon Dio. E poi la più inquietante: mi è piaciuto tanto quello che ho fatto. Gulp. Pagina 15, altra notizia che vi dicevo ha fatto veramente impressione: la sconcertante tragedia di Massa, il bimbo è sotto shock, papà ucciso davanti al figlio, fermati 2 romeni a Massa. E forse con queste persone andrebbe applicata un po' di più la legge? Punto di domanda. Lo chiedo a voi, anche ben pensanti. Scrivetemi al 340 6709 659, perché io tra poco leggo i vostri WhatsApp. Prima però facciamo un giro anche sulla Verità. Assolutamente sì, in questo momento siete caldi e c'è bisogno di esagerare con il quotidiano La Verità. Altra notizia, in questo caso, che non viene riportata da altri giornali, che sono tutti sulle 2 principali, il tizio che ammazzava i vecchietti sulle Croce Rosse e quello che è successo a Massa. Immigrato ferisce 6 agenti, il giudice lo lascia in libertà. Dopo il risultato del referendum, chi sbaglia?
non paga. Un gambiano con oltre 10 denunce, wow, un eroe per una certa sinistra, manda all'ospedale poliziotti e carabinieri, semina il panico tra la Romagna e Pesaro, come mostra Fuori dal coro. Condannato, ma resta libero, la toga aspetta la sua perizia psichiatrica. Centropagina sulla Verità, battaglie perdenti, Bruxelles nulla, si occupa solo di boicottare i russi a Venezia, scrive Gianluigi Paragone, e poi USA e Iran pronti alla sfida navale e Putin prova a far da mediatore, salta il negoziato in Pakistan, Trump blocco a Hormuz, Vladimir chiama a Teheran che non di no, scontro tra i soldati di Bibi e quelli italiani in Libano. Ma attenzione, anche sul quotidiano La Verità, la sfida dell'energia, il gas di Mosca serve alla gente, guai se l'Ucraina chiudesse il tubo, con Federico Novella. Il quotidiano La Verità si occupa naturalmente anche del voto in Ungheria con l'editoriale di Borgonovo, Magyar avanti, per l'Europa c'è poco da esultare, ma anche del Vinitaly, grande festa, però l'Unione Europea vuole rovinarcela con le norme ammazzavino, e di questo se ne sta occupando la Lega. Cercate i post della Lega un po' dappertutto. All'interno della Verità, Magyar avanti, per l'Unione Europea c'è poco da esultare, scrive Francesco Borgonovo. Affluenza ai massimi storici, segno che in Ungheria, a differenza di una certa narrativa, la democrazia è ancora viva e vegeta. Bruxelles ha fatto pressioni per determinare l'esito del voto e l'opposizione ha saputo accreditarsi bene con la lobby europea. Un po' più in basso, remigrazione, il PD vuole il bavaglio. Salvini non è da veri democratici. Sarina Biraghi. Il 18 aprile la manifestazione dei patrioti della Lega in Piazza del Duomo a Milano ci sarà, ma reazioni e polemiche non si fermano. Il PD a Palazzo Marino, tramite la Presidente del Consiglio Comunale di Milano Buscemi, nei giorni scorsi aveva provato a esortare prefettura e questura per annullare l'evento, ma senza esito. Lo stesso sindaco, Beppe Sala, ha ammesso che non ci sono elementi per vietarla, ma nonostante questo Buscemi non ha intenzione di ritirare l'ordine del giorno che arriverà regolarmente in aula oggi. La Pidina chiede un voto politico all'aula contro il Remigration Summit, che è assolutamente xenofobo e razzista. Ribadisco, questa cosa non è scritta da nessuna parte, l'hanno scritta soltanto i giornali. Che poi sul tavolo ci siano anche queste cose non lo metto in dubbio, perché la Lega vuole semplicemente far applicare le leggi che già ci sono, ma che certi giudici non applicano, capito? Un voto che andrebbe contro il parere di questore prefetto se oggi votassero questo ordine del giorno del PD, unici titolati a decidere sui requisiti di ordine pubblico e dell'evento che già avevano dato, per cui avevano già dato il proprio assenso in nome del diritto di espressione di tutti. Buscemi ha chiesto al prefetto di vietare Piazza Duomo, ma chi è il duce? Per ognuno? Poi ognuno la pensi come vuole. Non le piace la Piazza dei Patrioti? Non ci sarà. Però io non ho mai presentato un ordine del giorno come Lega per impedire un comizio di Schlein, Conte, Renzi o chiunque altro. Mi sembra un atteggiamento volgarmente violento, ha dichiarato ieri il vice premier Salvini. Mi fa strano che un partito che si dice democratico voglia impedire che in Piazza Duomo ci siano cittadini italiani che non la pensano come la sinistra, che vogliono aiutare famiglie e imprese. Quindi è un atteggiamento da vecchi fascisti, non da democratici. Inoltre il leader del Carroccio ha precisato: parleremo di sicurezza, di pace, di identità, di contrasto al fanatismo islamico. Non c'è in nessun manifesto il termine remigrazione, che peraltro non mi spaventa perché siamo in democrazia e ognuno è libero di portare avanti le sue idee. Noi vogliamo un contrasto serio, importante e ancora più deciso all'immigrazione clandestina, ma nessuno si sogna di rimandare a casa gli immigrati regolari, per bene che sono qua.
ha aggiunto Salvini. Contro la censura rossa il deputato leghista Igor Iezzi: i tentativi della sinistra di bloccare la manifestazione sono sconcertanti, avvelenano il clima politico. Non vorremmo ci fossero reazioni violente come quelle viste in altre occasioni anche all'estero, e ricordo con preoccupazione le accuse che le autorità ungheresi hanno mosso a Ilaria Salis e a altri estremisti di sinistra. Sto valutando di andare in procura per denunciare gli esponenti di sinistra che hanno invocato il bavaglio per istigazione a delinquere. Nel frattempo anche i centri sociali milanesi hanno deciso di mobilitarsi, come annunciato con un comunicato online che mistifica i reali presupposti dell'evento. Dicono: Salvini ha chiamato a raduno le sue schiere per ospitare un ripugnante comizio che invocherà odio, razzismo, sessismo, repressione, controllo dei corpi, militarizzazione e suprematismo. A intervenire contro l'intolleranza dell'estrema sinistra anche l'europarlamentare della Lega Silvia Sardone. Comunicando la loro presenza, i delinquenti dei centri sociali ci regalano un annuncio delirante. E sempre ieri Salvini è tornato a parlare della situazione economica. O lo cambiano sto patto di stabilità, oppure se continueranno a non sentirci, faremo da soli. La priorità è sbloccare le norme europee che ci impediscono di aiutare gli italiani in difficoltà, tutto il resto viene dopo. La cosa assurda è che ancora oggi, con la crisi in corso, Bruxelles permetta agli stati di spendere miliardi per le armi, ma impedisca all'Italia di spendere altrettanti soldi per aiutare chi non ce la fa. Interessantissima meditazione anche questa sul tavolo della manifestazione di questo sabato alle ore 15. Lo si tiene vicino a voi tutto questo a Milano, ok? In Piazza Duomo. Ci sarete? Ci dovete assolutamente essere prenotate. Ciao, La vostra Isole. manifestazione andando sul sito legaonline.it e cliccando sui pullman, o ancora meglio contattando la sezione della Lega a voi più vicina. Ci fermiamo, la pausa musicale, tra poco arriva il capogruppo Molinari, un jingle e poi i saluti della nostra artista del momento, è Daria Uber. Restate lì. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Ciao, io sono Daria Uber e state per ascoltare Da Quassù la vista è favolosa, che è un brano che parla di sentirsi sempre un po' spettatori della propria vita e dei propri sogni e mai i veri protagonisti. Spero vi piaccia, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Libertà. Ciao! Continuo a comprare vasi per la nostra casa, sono d'abbellimento, ma non ho mai fiori da metterci dentro, non ne ho. Ed ogni angolo di questo posto conserva il suo spazio per qualcosa, ma poi torno con niente da esporci sopra. E lo so, non significa niente, ma solo per un istante vorrei sapere cosa prova chi ci riesce e non stare più ferma a guardare. Da quassù la vista è favolosa, ma come lo spiego a qualcuno che vorrei farne parte anch'io? E come lo spiego che ho furia di guardarlo alla mare in bocca? So che non serve, ma l'erba di quel giardino è sempre più verde del mio. Forse dovrei dirti addio. Continuo a perfezionarmi, ma perdo scommesse, neanche fossero capelli. E forse non c'è verso, forse sono io il problema, sai. Ho bisogno di un po' di pace anch'io. Forse è proprio tempo per provare a dirci addio, che oramai sono nello stesso posto da sempre. A furia di dover crescere sono più un gigante che importante per voi. Da quassù la vista è favolosa, ma come lo spiego a qualcuno che vorrei farne parte anch'io? E come lo spiego che furia di guardarlo alla mare in bocca? So che non serve, ma l'erba di quel giardino è sempre più verde del mio.
forse dovrei dirti addio, ma no. Da-da-da. Passa un altro giorno, io neanche me ne accorgo, torno a casa dopo tutto, un vaso nuovo. Dobbiamo iniziare a pensarlo tutti noi. Il titolo "Da quassù la vista è favolosa", canzone ottimista per Daria Uber. Lei si è fatta conoscere nel 2020 partecipando a soli 17 anni alla 14ª edizione di X Factor Italia. Lei suona chitarra, pianoforte, ukulele e batteria e cura personalmente la produzione dei suoi brani. Questa è la title track di un nuovo concept album accompagnato da un progetto visivo. Qui Parlamento. E anche noi ce l'abbiamo il progetto. Il progetto è ritrovarci tutti in piazza questo sabato alle ore 15 a Milano, nella piazza più bella e più grande, Piazza Duomo. E abbiamo con noi il capogruppo della Lega alla Camera, Riccardo Molinari. Buongiorno. Buongiorno Sammy, un saluto a tutti. Allora, tanti argomenti sul tavolo quest'oggi, ma partiamo da quello in apertura su tutti i quotidiani, ad esempio sul Libero, che titola "Voto in Ungheria, progressisti in tilt, vince la destra, sinistra in festa". Cos'è successo in Ungheria? E questa cosa che la sinistra si aggrappa a qualunque vittoria, come al referendum, ragazzi. Poi abbiamo visto che a votare non è stata assolutamente la sinistra, ma loro festeggiano sempre e si aggrappano a qualunque situazione. Cosa è accaduto in Ungheria e che cosa potrebbe cambiare anche per l'Italia in questo caso? Molinari. È successo che dopo un periodo molto lungo, insomma dopo 4 mandati, Viktor Orban e il suo partito Fidesz hanno perso le elezioni. A vincere non è stata la sinistra, che esce comunque praticamente inesistente nel Parlamento ungherese, estremamente debole, ma vince una formazione di centrodestra più moderata, tra l'altro nata da una scissione del partito di Orban. Quindi il segnale politico evidentemente è netto, perché insomma Orban in questi anni è stato dipinto come l'antisistema per antonomasia in Europa, perché era un leader che aveva posizioni contro la Commissione europea, che si è messo più volte di mezzo nel cercare di bloccare alcune scelte della Commissione, e quindi è stato un po' assurdo a simbolo di un gruppo di partiti, di movimenti, di cui fa parte anche la Lega, che in qualche modo contesta la linea della Commissione europea. Chiaramente la sconfitta viene strumentalizzata in questo senso, nel senso che si vuole far passare l'idea che l'Ungheria quindi ha votato per una maggiore integrazione europea, l'Ungheria ha votato per una sorta di maggiori devoluzioni di potere all'Europa, che i partiti eurocritici hanno subito l'ennesima sconfitta. Diciamo che nel commento politico ci sta. Forse più semplicemente dopo 4 mandati semplicemente gli ungheresi, come tutti gli elettorati, magari vogliono cambiare, nel senso che a volte c'è anche quell'elemento lì, quindi non so quanto il voto sia un voto contro le posizioni che Orban ha assunto in Europa, come ci racconta appunto la propaganda che sentiamo qua, o si ha semplicemente una voglia di cambiamento che dopo 16 anni può essere normale. Questo andrebbe chiesto agli elettori ungheresi. Però insomma è evidente che è un risultato su cui chi sostiene una maggiore integrazione europea e una sempre maggiore devoluzione di potere all'Europa può costruire una narrazione. Fa sorridere che la sinistra italiana festeggi come se avessero vinto loro, quando ha vinto comunque un partito di centrodestra, quindi questo va sempre ricordato. Però insomma questo è il gioco della politica. Capiremo adesso, con un leader diverso in Ungheria, se questo nuovo leader ungherese si metterà di mezzo su alcune scelte o meno, come faceva Orban, e che posizione avrà. Lo capiremo nei prossimi mesi. Fatto sta che al momento siamo un po' i panda che ancora hanno la forza di dire
Ma forse in questa Europa, sì, certo, ci vogliamo stare, però c'è parecchio da lavorare, c'è parecchio da cambiare. In questo modo non andiamo più avanti. Siamo gli unici a mettere sul tavolo le problematiche e a portarle in piazza. Questo sabato in Piazza Duomo a Milano. È una manifestazione che è stata stroncata completamente, addirittura la vogliono vietare dalla sinistra. Gli amici antagonisti hanno promesso di farci la festa a modo loro. E perché andare in piazza questo sabato, soprattutto in questo momento, quando anche l'Ungheria sembra stata piegata da una certa controinformazione europea, e che forse è stata bravissima a fare controinformazione ancora più dell'America, della Cina, della Russia? Perché è importante andare in piazza questo sabato a Milano e dire io ci sono? Molinari. Beh, perché noi andremo in piazza a Milano proprio per continuare questa opera di critica forte nei confronti delle politiche della Commissione europea, che dimostrano giorno per giorno la loro debolezza, soprattutto nel momento di crisi energetica che stiamo vivendo. Andremo in piazza per chiedere la sospensione del patto di stabilità, che è una regola che oggi di fatto ci impedirebbe di continuare a usare risorse dei cittadini italiani per contenere i costi dell'energia. Quindi questo fa capire quanto questo sia assurdo. Andremo in piazza contro il Green Deal, che anche qui sta dimostrando tutte le sue lacune. Questa opera che dura da circa 10 anni di deindustrializzazione dell'Europa e la chiusura delle centrali a carbone, la chiusura delle centrali nucleari, il fatto di aver bloccato gli approvvigionamenti energetici dalla Russia, il fatto di aver puntato tutto quanto solo sulle energie rinnovabili senza continuare a estrarre o produrre energia fossile, aver chiuso le raffinerie sempre nel nome dell'ideologia green. Oggi c'è una bella intervista della Didelleni addirittura che prende di fatto le nostre posizioni, cioè dice l'Europa ci ripensi, dobbiamo continuare a riprendere a comprare gas e petrolio dalla Russia, dobbiamo riaprire le raffinerie in Europa perché così se no rischiamo di rimanere senza il gasolio per far andare gli aerei o per far andare le macchine e i macchinari agricoli. Cioè questa è quello che sta succedendo ed è una cosa che noi stiamo denunciando da sempre, da quando c'è il Green Deal, e ora questa crisi internazionale con la guerra nel Golfo, il blocco dello Stretto di Hormuz sta facendo emergere quanto abbiamo ragione. Quindi si va in piazza contro queste politiche della Commissione europea. La manifestazione è una manifestazione dei patrioti, quindi del gruppo europeo di cui noi facciamo parte, di cui fa parte anche insomma il partito di Orban. E voglio aggiungere una cosa rispetto a quanto dicevo prima. Diciamo che è stata smentita una narrazione che abbiamo sentito in tutti questi anni, quando si diceva che l'Ungheria di fatto era una sorta di dittatura, no? E abbiamo visto invece che in Ungheria si svolgono libere elezioni e che anche chi ha il potere da 16 anni può perdere le elezioni in maniera anche abbastanza rovinosa, come è successo a Orban. Quindi anche qua questo faccia capire come a volte forse la narrazione, la propaganda ci danno un messaggio che non è quello reale. Ecco, anche la virulenza con cui la sinistra sta cercando di impedirci di fare la manifestazione dovrebbe accendere dei campanelli. Da una parte abbiamo una sinistra istituzionale, penso al Comune di Milano, al PD, che dice non diamo l'autorizzazione a fare la manifestazione in Piazza Duomo, e anche qua bisognerebbe capire per quale motivo, perché le idee che porta avanti il gruppo dei Patrioti e la Lega non piacciono a chi amministra Milano, ma non è questo il principio sulla base del quale si concede o meno una piazza. Tutti hanno il diritto di parlare e di usare spazi pubblici per fare politica. E poi c'è la sinistra invece violenta, quella dei centri sociali, che sta chiamando a raccolta le frange violente, minacciando proprio violenza fisica nei confronti dei partecipanti. E questo io penso sia assolutamente intollerabile e faccia capire da che parte stanno gli atteggiamenti violenti, autoritari, antidemocratici e anche un po' fascisti, cioè sta dalla parte loro, non dalla nostra. È proprio per quello che invito anche quelli non leghisti, celoduristi come noi, a dire, ma allora io ci vado a questa manifestazione, ma ci vado e come? Anche se non voto Lega, ma io ci vado, ragazzi, perché sul tavolo ci sono cose che interessano anche a me, compreso il fango, e qui ti chiedo solo una battuta veloce perché poi ti lascio andare a lavorare. Il fango gettato sulla Lega negli ultimi giorni e la solidarietà della nostra radio, la tua per primo, ma anche di tutti gli esponenti della Lega, a chi?
a Nicola Molteni, è tra quelli infangati negli ultimi giorni da una certa cultura politica che cresce e si sviluppa su certi quotidiani e poi su tutti gli altri che riprendono quei quotidiani. Molinari. Sì, assolutamente, la vicenda che ha toccato Nicola Molteni, su cui ho espresso la massima solidarietà, è una vicenda che ci fa capire in che clima ci stiamo muovendo. Dopo il referendum è partito, diciamo, un gioco a schizzare fango su esponenti del centrodestra. È successo con Mulè, è successo con Molteni, sta succedendo con altri, dove si cerca, pur parlando di esponenti che non sono minimamente coinvolti in nessuna inchiesta, di in qualche modo creare un sospetto associando il loro nome, citando delle intercettazioni a personaggi malavitosi o presuntamente malavitosi. E voi capite bene che questo è un gioco molto sgradevole e pericoloso, perché nessuno ha il controllo di che cosa una terza persona può dire al telefono, può dire in una conversazione. E quindi far pensare che ci sia un rapporto tra un esponente politico, in questo caso Molteni, e un rappresentante dei clan solo perché questo sostiene di avere un rapporto, che capite che farlo uscire sul giornale sarebbe soltanto ad alimentare un chiacchiericcio, a buttare discredito senza che ci sia nessun fondamento. Questo è molto grave, anche perché le intercettazioni in teoria dovrebbero essere segrete, le intercettazioni dovrebbero essere pubblicate soltanto quando portano degli elementi rilevanti ai fini di un'inchiesta penale, e in questo caso parliamo di Molteni, come Mulè, come altri, di politici che non sono minimamente sfiorati da questa inchiesta. Quindi è grave che sia uscito da qualche procura, insomma, questo file, ed è anche grave che ci sia chi lo pubblica apposta per cercare di buttare fango. Però purtroppo, insomma, prepariamoci in questo anno e mezzo di fine legislatura che manca ad attacchi di questi tipi. È chiaro, perché devono assolutamente convincervi a votare PD. Chiudiamo con l'appuntamento in Parlamento. C'è qualcosa che si muove di interessante questa settimana alla Camera? Allora, questa settimana avremo un provvedimento, fondamentalmente quello sugli aiuti per la regione Calabria, Sardegna e Sicilia per gli eventi atmosferici che hanno colpito quel territorio. Poi avremo un provvedimento, una PDL sulla programmazione edilizia residenziale pubblica e delle mozioni sul trasporto pubblico locale, e poi ci sarà la deliberazione sul famoso caso Bartolozzi, quindi sul conflitto di attribuzione tra il Tribunale di Roma e il Collegio per i Reati Ministeriali, con la vicenda arcinota, e quindi ci sarà l'espressione della Camera su chi deve occuparsi di questo caso. Però diciamo che dal punto di vista politico sicuramente l'intervento per le regioni colpite dall'alluvione è quello più importante questa settimana. E noi naturalmente vi seguiremo nelle tante finestre del Qui Parlamento aperte in ogni trasmissione. Grazie al capogruppo della Lega, Riccardo Molinari, buon lavoro. Grazie Sammy, un saluto a tutti e ci vediamo a Milano sabato. Qui Parlamento. Finisce l'era Orban, esplode l'ira Trump. Questa è la titolazione sul quotidiano Il Giornale quest'oggi. Da Budapest a Teheran, l'Ungheria svolta ma resta a destra, pronto a usare la forza per Hormuz per quanto concerne Trump e l'Iran. All'interno del quotidiano Il Giornale, Bruxelles prepara misure d'emergenza e anche qui parla l'ENI, il gas russo ai paesi UE a secco. La Commissione studia aiuti a costo zero, l'Italia ha già messo al sicuro le forniture. Giorgetti non demorde sullo stop al patto per avere più margini, Urso lo appoggia e Salvini che dice ora bloccheremo ogni tipo di speculazione. Ecco, se lo dice Salvini ci comincio a credere. Il fatto che abbia finora Urso fatto poco o niente, amico di Mister Prezzi, almeno non so se sono la stessa cosa, questa entità Mister Prezzi che doveva sorvegliare su aumenti indiscriminati di prezzi che ci sono tuttora anche all'interno dello stesso marchio della pompa, misteri.
Cara Giorgia, c'è una soluzione: chiamare Putin e fare il pieno. L'editoriale oggi sul giornale di Feltri. Occorre garantire la sicurezza energetica a famiglie e imprese, mettendo al sicuro continuità produttiva e stabilità dei prezzi. Bellissimo articolo di Feltri, oggi su quotidiano Il Giornale. Giro la pagina, Magyar chiude l'era Orbán, la maggioranza è assoluta, lo sguardo torna a ovest, l'Unione Europea e Zelensky sorridono, ecco gli scenari, secondo il quotidiano Il Giornale Angelo Allegri. Il neoeletto Magyar può modificare la legge del 2011 e sciogliere la Corte Costituzionale, solo un esempio. Il vincitore dice fatta la storia, così l'ex Delfino ribalta il sistema. Lo sconfitto, la resa di Victor, dopo 16 anni servo il paese. Giorgia Meloni che ringrazia un alleato, ma nel governo c'è chi sorride. Il leader uscente è stato spesso d'impaccio per la premier, ostacolando l'Italia su Russia, migranti e patto di stabilità. Vince un conservatore, ma il PD esulta, la Schlein euforica, vento di speranza, dimenticano che Magyar è di centro-destra. Sempre sul quotidiano Il Giornale, il PD che vuole bloccare l'evento dei patrioti, scrive Chiara Campo, l'ira di Salvini, metodi da fascisti. Il leader della Lega conferma l'iniziativa, noi non abbiamo mai impedito comizi. In taglio basso gli Antifa si scaldano e minacciano il caos, razzisti via da Milano, ora provino paura. Chissà come mai proprio il claim della manifestazione della Lega di questo sabato a Milano è senza paura. In Europa padroni a casa nostra. Centri sociali antagonisti in piazza, li accerchieremo. Questura al lavoro per impedire che i vari cortei si saldino. Scrive oggi Giulia Sorrentino. Siamo sul quotidiano Il Giornale. A pagina 11, l'asse degli Antifa è sempre pronto a scendere in campo e l'occasione giusta è anche quella della manifestazione della Lega del 18 aprile che si terrà in Piazza Duomo con ospiti di respiro internazionali. I centri sociali e i movimenti antagonisti hanno già annunciato la loro mobilitazione. Il 18 aprile scendiamo in piazza e accerchiamo Piazza del Duomo. I centri sociali ci saranno, hanno scritto le realtà milanesi in un comunicato condiviso lanciando lo slogan combatti la paura, distruggi il fascismo, dandosi appuntamento in Piazza Tricolore alle 13:30. Ma non sono i soli, i timori per la sicurezza non sono diversi perché con l'avvicinarsi della data il livello di organizzazione sta diventando sempre più strutturato, a muoversi anche la rete No CPR che si prepara all'azione annunciando l'assemblea preparatoria e una giornata di mobilitazione per sabato con partenza in largo Cairoli, intonando lo slogan Milano è migrante, fuori razzisti e fascisti da Milano. Scusate, faccio fatica a proseguire. Il manifesto che hanno preparato vede la scritta in diverse lingue, dal cinese all'inglese allo spagnolo, e un copy in cui si invita a togliere le mani dai popoli di Milano. Il 18 aprile sarà una giornata di mobilitazioni diffuse, diverse piazze con un unico obiettivo: circondare la Lega. Impediamo al virus del razzismo di spargersi in città. Io godo, perché vuol dire che la Lega veramente è tornata a fare paura, è tornata a essere Lega di lotta e di governo, mettendo sul tavolo le problematiche che bisogna assolutamente portare avanti con questo governo e con il prossimo. Poi la minaccia: sabato scendiamo in piazza perché la paura deve cambiare lato. La contromanifestazione prende forma sui gruppi Telegram e WhatsApp in cui si mette a punto la strategia per far confluire i vari movimenti in un unico grande corteo per combattere la paura e distruggere il fascismo. Ebbene, ai nostri posti ci troveranno. A Milano è antirazzista, Milano è partigiana, Milano è il 25 aprile, Milano è Antifa, ma è proprio quello che la questura meneghina sta cercando di evitare, facendo sì che i percorsi siano differenti. Chiedono alla popolazione di scendere in piazza contro le politiche migratorie, tirando in ballo il modello ICE, un'agenzia federale statunitense responsabile del controllo
controllo doganale dell'immigrazione, che nulla a che vedere con l'Italia, ma anche i centri di rimpatrio permanente descritti come lager e i decreti sicurezza introdotti dal governo. Insomma, non gli va bene niente, come al solito, i no per tutto. Su quest'ultimo versante, infatti, è particolarmente attivo il gruppo Liberi di Lottare No DDL, che ha già dato un doppio appuntamento per il 18, uno in largo Cairoli, uno in piazza del Tricolore, cercando di far convergere più dissidenti possibili in entrambi i cortei che ci sono finora, facendo leva sul ritorno allo stato di polizia. Qua mi fermo, ma naturalmente se volete partecipare ai cortei contro la Lega, oggi pagina 11 del Giornale, ragazzi, ce n'è per tutti, ma c'è anche Dibba, c'è ancora Dibba, l'eterna discesa in campo è l'ultima mina per l'alleanza, le spinte dei suoi e il gelo 5 Stelle. Di Battista, tra estremismo e pose da influencer, si organizza. I grillini delle origini, è coerente, Conte lo teme. La battaglia propale le ombre sui contatti con Mosca. Battelli, amico ed ex deputato, lo conosco, non farà alleanze col PD. Diba, quanto tempo, veramente. Giriamo la pagina, siamo ancora sul quotidiano Il Giornale, anche qui naturalmente sgrida un gruppo di giovani ucciso davanti a suo figlio, ammazzato per niente. E il commento di Valeria Braghieri: i nuovi barbari, alienati e aggressivi, e il bimbo orfano del senso dell'umano. Cose gravi, pagina 17, il dossier di Maria Sorbi, paradosso baby gang, la violenza esibita e immotivata dei bulli fragili. In 10 anni raddoppiate le denunce, reati nati da sguardi sbagliati o da banali litigate. Siamo sul Giornale, ma ne parlano veramente tutti i quotidiani. Passiamo sul quotidiano Il Tempo. Oggi, tra le altre cose, Il Tempo intervista Claudio Durigon, il vice segretario della Lega, che dice: fascista è chi impedisce agli altri di manifestare. L'amministrazione guidata da Sala prova a bloccare la kermesse del 18 aprile a Milano. Il vice segretario della Lega replica a chi vuole ostacolare la reunion dei patrioti: non siamo stati noi a condividere la piazza con chi picchia la polizia. Le priorità? Continuare sulla politica del fare. Priorità: tasse e sicurezza. La politica estera non basta dire siamo in crisi, occorre aiutare famiglie e imprese. Insomma, avete capito che in piazza questo sabato porteremo anche le vostre priorità. In taglio basso, alla faccia di Telemeloni, torna in Rai pure Marrazzo, la cultura del piagnisteo. L'ex governatore riappare sulla terza rete, ormai vero fortino Dem. Il PD si lamenta, ma guida molte direzioni cruciali dell'azienda. A proposito di programmi di parte, da Iacona, da Milano, da Cucciari a Ranucci, sono tanti i conduttori che non sono mai stati teneri con il governo e che la Rai continua a ospitare e a pagare. Il Tempo, nel panino romano del quotidiano Il Tempo, in centro pagina c'è il popolo dei senza casa. Roma, capitale dei clochard. Per strada sono in 2600. Rilevazione dell'Istat: in una sola notte 48 morti nel 2025. Oltre 26.000 persone hanno la residenza fittizia. Roma, capitale dei clochard. Andiamo su Repubblica e vi dicevo in taglio basso Salvini: se l'Unione Europea non ci aiuta faremo da soli. Con Valentina Conte il vice premier torna a chiedere una deroga al patto di stabilità. Tajani rassicura sul gas: abbiamo scorte per un altro anno.
Da Repubblica, anche qui naturalmente la notizia: aggredito da ragazzi ubriachi, muore sotto gli occhi del figlio, 3 fermati, non si sa da dove arrivino, 1 è minorenne, con l'intervista alla psicologa, e lo psicologo che è evocato praticamente da tutti i quotidiani dopo questa terribile notizia, questa volta l'esperta, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine degli Psicologi, dice: giovani senza senso del limite, colpa anche dei genitori. E in questo caso dove sbagliamo? Sbagliamo a non parlare ai nostri figli, a non parlargli di questi problemi, di questi fatti. E qui anche la scuola dovrebbe fare la sua, parlandone in classe quando accadono queste cose. Invece troppo spesso, lo dico perché lo chiedo ai miei figli Tabat ed Elia, ciò che avviene nel mondo non viene assolutamente citato in classe. La Stampa, Ungheria, Europa, la caduta di Orbán, le perplessità di Meloni sull'affidabilità di Magyar e Salvini ora frena su Orbán. La Premier si congratula con il vincitore per il netto successo e ringrazia l'amico Viktor. Schlein, perdono Trump e la leader di FDL, il leghista, scrive la Stampa, verso il ritiro dell'invito al capo di Fidesz, perché Orbán è tra gli invitati questo sabato a Milano, così lo scrive il quotidiano La Stampa, che andrebbe verso il ritiro dell'invito a Orbán. Interessante sul quotidiano La Stampa l'intervista anche ad Antonio Patuelli: l'Unione Europea cambi passo contro la paralisi, la svolta è superare il veto dei 27, servono cooperazioni rafforzate, un nuovo PNRR e usare meglio il MES, dice Patuelli. Con Descalzi, anche qui sulla Stampa, pagina 12, l'Unione Europea ha ragioni sul gas russo, il governo pronto a tassare i petrolieri, ok? I famosi extra profitti, ciò che la Lega dice da una vita. L'incubo razionamenti, compagnia aerea e industria a rischio con il blocco dello stretto, paura per le borse, il petrolio può salire fino a $130 al barile ed è proprio la striscia rossa che vedevo prima su Repubblica e che parla di nuove tendenze al rialzo per tutto ciò che fa andare la nostra macchina in tutti i sensi italiana, compresi gli aerei. Sto per chiudere, ma ancora qualche minuto si può fare, perché a pagina 17 della Stampa c'è Stefano Bonaccini: vincere non è scontato, almeno uno intelligente c'è, basta programmi smisurati, ora un progetto popolare, mentre in taglio basso la Schlein è già pronta per la presidenza del Consiglio. Questo è il virgolettato. Cosa ridete? È una cosa seria. Oggi il PD riunisce la direzione. Le primarie, la gente che incontro non mi chiede questo. E ti immagini, si fanno a chiedere delle primarie. L'ultima notte di Giacomo, ucciso dal branco di ragazzi davanti agli occhi del figlio, se ne occupa anche il quotidiano La Stampa, con l'immancabile intervista alla psichiatra Stefania Andreoli. Nessun gesto criminale è circoscritto, servono argini da parte dei genitori. Altro argomento, i morti in ambulanza, il delirio di Spadino, quei vecchietti soffrivano, mi è piaciuto. Un argomento che non viene discusso su altri quotidiani, ne parla La Stampa, pagina 23, nell'Italia che ha smesso di fare figli, non sia un tabù congelare gli ovociti. Per combattere la denatalità bisogna intervenire prima che il tempo diventi troppo corto. L'analisi di Natania Zevi, che parla di culle vuote, c'è una domanda che riguarda tutti: perché per agire aspettiamo quasi sempre che qualcosa ci costringa a farlo? Il nostro paese vive da tempo una difficoltà strutturale a fare oggi qualcosa i cui effetti si vedranno solo domani. Se vi interessa l'argomento, ne parla solo il quotidiano La Stampa, pagina 23, che chiude con la generazione Z che è in bolletta,
un giovane su 2 contrae debiti, nonostante i redditi bassi, il digitale spinge i consumi e crescono i prestiti online. Gli esperti: è necessaria più educazione finanziaria. Signori, è arrivato il momento di salutarci. Grazie per il gentile ascolto. Ho una marea di messaggi con i vostri commenti da leggervi. Lo farò a partire dalle ore 11.